È iniziata ieri con la presentazione pubblica del progetto di fattibilità la grande galoppata che porterà alla realizzazione del nuovo polo della salute di Padova Est e al totale restyling dell'attuale ospedale, il Giustinianeo, destinato a ospitare la pediatria in costruzione e da ultimare all'inizio del 2025, il complesso della donna e del bambino, un pronto soccorso di ultima generazione e l'Istituto Oncologico Veneto per un totale di 719 posti letto. Oltre a tutto questo ci sarà anche un parco. Sarà tutto pronto nel 2031, chiavi in mano, ha annunciato ieri il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per una spesa di 870 milioni e 819 mila euro. Abbiamo già messo da parte 300 milioni come Regione e nello stesso tempo chiesto un finanziamento di 800 milioni all'INAIL che ci ha concesso i primi 450. Per gli altri 350 siamo in attesa. Se dovessimo ottenere l'intera cifra, la Regione pagherà le tecnologie con 107 milioni e i restanti 193 saranno investiti in altre voci, come personale e ricerca. Potrebbe infine essere finanziata dal PNRR la Rinascenza, una torre esterna all'area dell'assistenza clinica e scrigno di un incubatore di idee per la selezione delle migliori innovazioni in ambito biomedico su scala mondiale, a beneficio della salute del cittadino, e afferenti a 3 ambiti: Health Tech, MedTech e Biotech and Pharma. È un progetto della Regione Veneto. In prima linea anche il sindaco Sergio Giordani, che dichiara: per garantire la viabilità ottimale al nuovo ospedale dobbiamo mettere a punto il capolinea definitivo del tram SIR 3 e concludere l'arco di Giano. È un grande lavoro di squadra partito con la firma dell'accordo di programma nel 2019. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 29 novembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il nuovo ospedale di Padova. Sanità high-tech, droni e ricerca. Il nuovo ospedale di Padova sarà il più grande d'Italia. Questo il titolo sulle pagine del Corriere del Veneto. L'articolo è di Michela Nicolussi Moro, ne abbiamo letto alcuni stralci. Il progetto è stato presentato, costerà 871 milioni di euro e Zaia promette cantieri chiusi nel 2031. Vediamo la notizia anche sul Gazzettino di oggi. A Padova entro il 2031 il più grande e moderno policlinico d'Europa. Presentato il nuovo polo sanitario da 1682 posti letto che riunirà reparti di cura e ricerca. Il costo è salito a 870 milioni dai 600 iniziali, 212.000 metri quadri su 40 ettari. La piazza centrale avrà 45 sale operatorie, il 40% delle stanze di degenza saranno singole. Ma a proposito dell'aumento dei costi, i quotidiani del gruppo NEM dedicano proprio un articolo specifico: maxi impennata dei costi, quasi 300 milioni in più. Si parla di un prestito con l'INAIL, appunto abbiamo letto poco fa le parole del presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia a tal proposito, ma nel frattempo si è passati da 590 a 870 milioni di euro anche per la modifica degli obiettivi. A spiegare il motivo della lievitazione delle spese è il direttore generale dell'azienda Ospedale Università Giuseppe Dalben. Dall'idea di partenza al progetto sono cambiate molte cose, alcune sono riconducibili a una modifica effettiva degli obiettivi intervenuta in corso d'opera, ad esempio con la previsione di una struttura più grande di quanto inizialmente ipotizzato. Non solo, è stata alzata tutta la superficie di camminamento per evitare il rischio pur remoto di allagamenti ed è stato introdotto nel progetto un parcheggio multipiano da 49 milioni. Infine, ma tutt'altro che secondario, il progetto ha dovuto misurarsi con un incremento dei costi del 30%, così si è arrivati a sfiorare gli 871 milioni di euro che la Regione, come abbiamo detto, intende assicurarsi con un prestito ventennale di 800 milioni dall'INAIL. Stiamo chiudendo un accordo che io spero sia positivo, conferma il presidente del Veneto, e comunque vada l'ospedale si farà, assicura.
Ed ecco perché ieri è stato presentato il progetto di fattibilità di San Lazzaro a Padova, illustrato nell'azienda ospedaliera universitaria. Sarà pronto nel 2031, quindi l'ospedale avrà 963 letti e sorgerà su 40 ettari. Avrà 2 torri, una per la ricerca e l'altra per le degenze, una piastra ad alta intensità e gli ambulatori. Questo insomma per quanto riguarda il Polo della Salute, il nuovo ospedale di Padova. Ma ora proseguiamo la rassegna stampa di oggi tornando sulle pagine del Gazzettino con una notizia che riguarda il sondaggio realizzato da Demos per l'Osservatorio sul Nord-Est. Il tema di oggi è quello del fine vita. Per l'82% degli intervistati il medico può aiutare i malati a morire. Aumenta il consenso rispetto alla pratica del fine vita, dell'eutanasia, soprattutto tra i più giovani, ed è trasversale rispetto alle idee politiche. Il consenso verso il suicidio medicalmente assistito 20 anni fa si fermava al 56%. Oggi la percentuale raggiunge appunto l'82%, resta un po' più diffidente chi va in chiesa, scrive Natascia Porcellato nel suo articolo per il Gazzettino. Quando una persona ha una malattia incurabile e vive con gravi sofferenze fisiche, è giusto che i medici possano aiutarla a morire se il paziente lo richiede. Era questa la domanda del sondaggio che fotografa come è cambiata l'opinione sull'eutanasia in Veneto, in Trentino e in Friuli, insomma a nord-est. Nel frattempo è ferma in Consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione Coscioni, la legge Liberi Subito, Liberi fino alla fine, un progetto di legge di iniziativa popolare per il quale sono state raccolte più di 9.000 firme di cittadini veneti. Depositato il progetto a fine giugno in Consiglio regionale. Il mese scorso la Commissione competente Sanità e Sociale ha iniziato l'iter con anche le audizioni, ma poi si è tutto fermato a causa dei lavori sul bilancio regionale che ora occupano appunto il Consiglio. Vedremo come proseguirà questa vicenda, vedremo se il Veneto sarà la prima regione italiana a dotarsi di una legge sul suicidio medicalmente assistito. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima, sempre sulle pagine del Gazzettino, siamo a Cadoneghe in provincia di Padova, dove si è giunti forse all'ultimo capitolo della saga degli autovelox. C'è stato un abuso di potere e il sindaco annulla le multe. Questo è il titolo sulle pagine del Gazzettino. L'articolo è di Serena De Salvador. Clamorosa svolta nel caso delle oltre 60.000 contravvenzioni per l'autovelox a Cadoneghe. Gli automobilisti ora potranno chiedere la cancellazione. Chi ha pagato sarà rimborsato. Conclusa l'indagine interna del comune, informeremo la procura, ma le telecamere saranno reinstallate. Così si legge sul Gazzettino. Infine, le ultime notizie di oggi riguardano la cronaca politica regionale, la politica veneta. Siamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. In primo luogo è da segnalare un'intervista di Enrico Ferro a Luca De Carlo, senatore, sindaco di Calalzo e segretario regionale di Fratelli d'Italia. Il numero 1 del partito di Giorgia Meloni in Veneto dice: sto garantendo la competizione, ma la mia leadership non traballa. Il focus dell'intervista naturalmente è sui congressi di Fratelli d'Italia che si stanno svolgendo in Veneto, con qualche sorpresa, con qualche ribaltone in alcune province. Ha vinto il candidato che non è favorevole al segretario regionale, appunto a De Carlo. Terminati i congressi ci ricompatteremo, dice comunque il senatore. Parlare di correnti è sbagliato, c'è frizzantezza, ci stiamo preparando alle elezioni 2024. Su Puschiavo in corsa a Vicenza, penso che dovranno essere i tesserati a dire la loro. Nei giorni scorsi c'era stata una polemica per il candidato definito ex nazi
sostenuto a Vicenza dall'europarlamentare Sergio Berlato. Sempre all'interno del centrodestra, in casa Lega, però si apre un nuovo fronte. Siamo a San Vendemiano, enclave e ufficio politico di Zaia, è proprio il territorio del presidente della Giunta regionale del Veneto, quello da cui arriva un attacco senza precedenti. L'ira del sindaco zaiano, opere per il Veneto, la regione non ha visione. Dichiarazioni pesanti del leghista Dussin in consiglio comunale. La giunta veneta dice non ha creduto in noi, la filiera non è più attiva. Guido Dussin, già parlamentare dal 96 al 2013, zaiano doc ed esponente del fronte degli amministratori del Carroccio, tanto caro al presidente della regione. L'amministrazione di San Vendemiano infatti incarna il modello zaiano e da 20 anni un'icona di tutto questo. Dussin, pensate, al quarto mandato da sindaco dal 1995 al 2004, dal 2014 ad oggi. Insomma, non solo un leghista, ma un zaiano doc. Per questo l'attacco che Dussin ha riservato a Zaia per il mancato decollo del palaghiaccio Ice House 2026, costo 13 milioni, ha fatto scalpore in primis nella Lega. La regione non ha creduto in noi, ha detto Dussin in consiglio comunale. Opportunità potevano benissimo nascere da una maggiore convinzione da parte della regione, appena allocata sulla porta qui in fianco. Il riferimento è all'ufficio del presidente della regione, Luca Zaia, proprio nel comune di San Vendemiano. Ma la regione non ha voluto credere nel nostro impianto fino in fondo. Zaia non è mai stato nominato direttamente dal sindaco Dussin, ma le orecchie devono fischiare parecchio, scrive il giornalista dei quotidiani del gruppo NEM. E con questo si chiude la rassegna stampa di oggi. Sveglia Veneto torna domani, come sempre, con tutte le notizie dei quotidiani locali. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata.